La segreteria del NUSIN, sindacato degli infermieri e delle ostetriche di Agrigento, esprime grande soddisfazione per la pubblicazione della delibera dell'ASP che ha dato il via alla stabilizzazione del personale del comparto di ben 195 operatori sociosanitari e 108 posti di ausiliario specializzato. Il sindacato NUSIN ringrazia il direttore generale Giuseppe Capodieci, il direttore sanitario aziendale, quello amministrativo e il personale delle risorse umane, esprimendo grande soddisfazione per questi lavoratori che a breve chiuderanno un percorso di precarietà dopo aver dato il loro contributo nel periodo del Covid con la loro professionalità e competenza. A breve, continua il sindacato NUSIN, si svolgerà la contrattazione sindacale che riguarderà il piano annuale delle reperibilità, l'applicazione del contratto in merito alle condizioni di lavoro particolarmente disagiate, legate ad esempio agli infermieri che si adoperano dentro le case circondariali. Apprezziamo, conclude il NUSIN, la sensibilità dell'amministrazione sul tema delle condizioni e della tutela dei lavoratori. Resta ancora da affrontare il tema della pubblicazione delle graduatorie per i DEP, i differenziali economici, mentre a breve saranno pubblicate le graduatorie del personale infermieristico sulla stabilizzazione.